nulla col Padre la scelta degli Apostoli. Affidiamo in questa celebrazione eucaristica i giovani, i ragazzi che questa sera all'azione dello Spirito Santo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia del Padre e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che sempre provvedi pastori per il tuo popolo e fondi sulla tua Chiesa lo spirito di pietà e di fortezza, perché susciti degni ministri dell'altare e li renda annunciatori forti e miti del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossi. Fratelli, come avete accolto Cristo Gesù il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel radimento di grazie. Fate attenzione, che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in Lui che abita corporamente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spoliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con Lui, sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti, mediante la fede, nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui, Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti
a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, chiandandolo alla croce, avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Parola di Dio. Buono è il Signore verso tutti. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Buono è il Signore verso tutti. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Buono è il Signore verso tutti. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Buono è il Signore verso tutti. Perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore.
Dio Padre ascolta sempre la voce dei Suoi figli che li invocano. Uniti nella stessa preghiera di Gesù e al suo sacrificio, fondamenti della nostra fede, preghiamo insieme e diciamo: Dio della luce, ascoltaci. Dio della luce, ascoltaci. Signore, rafforza la fede della tua Chiesa, affinché sia primizia dell'umanità riconciliata, e donale di aver parte alla pienezza di Cristo per edificare il mondo nuovo. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, fa che la luce della fede fecondi le opere dei legislatori e dei giudici, perché possa sempre e per tutti trionfare la giustizia e la pace. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, fa che a nessuno manchino la casa e il pane quotidiano, e suscita nei tuoi figli la capacità di condividere le proprie risorse, rifuggendo da ogni egoismo. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, dona a tutti gli uomini di saper vivere gli uni accanto agli altri, sul modello del Vangelo, senza liti e contese, ma nella mitezza e nell'umiltà di Cristo. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. O Padre e Signore di tutti, salga fino a te la nostra supplica. Accogli i nostri bisogni e le nostre necessità per Cristo nostro Signore. Amen. (118) Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda
con bontà, o Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo. Moltiplica i dispensatori dei tuoi misteri e rendili perseveranti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Preghiera Eucaristica quarta, pagina 40 del libretto delle concelebrazioni. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia.
per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria. Ora, Padre, ricordaci di tutti quelli che per quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo il nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Domenico, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che si sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti,
dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e i Santi, eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tutta la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
93. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Restate nel mio amore, perché la gioia sia piena. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Voi come tralci innestati in me, vivete tutti nell'unità. Unica in voi è la vita, unico in voi è l'amore. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Il tralcio buono che porterà frutti d'amore vivendo in me. Il Padre mio lo poterà, perché migliore sia il frutto. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Preghiamo. Saziati dal pane del cielo, Signore, ti chiediamo che per la forza di questo sacramento di carità maturino quei semi che in abbondanza spargi nel campo della tua Chiesa, perché molti scelgano nella loro vita di servire te nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 103. Madre Santa, il Creatore, da ogni macchia ti servò. Sei tutta bella nel tuo splendore, Madre di Dio, noi ti acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 9 settembre San Sergio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo, per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel Vangelo vediamo Gesù che dopo aver passato tutta la notte in preghiera, chiama a sé i suoi discepoli e ne sceglie 12, che chiama apostoli. Questo gesto rivela una verità immensa. Non siamo qui per caso. Gesù non sceglie a caso. Prima di chiamarli, prega. Ogni vocazione nasce dal cuore di Dio, nel silenzio dell'amore, e poi esplode nella vita di chi si lascia toccare. Essere apostoli significa essere scelti. Gesù chiama pescatori, esattori, uomini comuni e li rende suoi amici, suoi collaboratori. Questo ci dice che anche noi, con i nostri limiti,
siamo chiamati a vivere per qualcosa di più grande, a portare il suo amore nel mondo, a essere presenza di luce dove c'è buio. Quante volte pensiamo di non essere degni, di non avere nulla da dare, eppure Gesù ci guarda e ci chiama, ci affida una missione: amare, perdonare, testimoniare. Anche la nostra stanchezza, la nostra fatica possono diventare Vangelo vissuto se consegnate a Lui. E poi c'è un dettaglio bellissimo nel brano. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da Lui usciva una forza che guariva tutti. Anche oggi Gesù ci tocca, ci guarisce, ci dona forza e ci chiede: vuoi essere mio apostolo anche tu? Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di lasciarlo agire in noi, giorno dopo giorno. Essere chiamati apostoli non è un titolo onorifico, è una responsabilità fatta d'amore. È sapere che la nostra vita ha un senso perché Lui ci ha pensati, voluti e mandati. E allora oggi possiamo ringraziare perché siamo apostoli, chiamati per nome per portare nel mondo la gioia del Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo e con i commenti, con le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Papi, dove sei? Eccolo. Vai. Vai. Lì, in una terra lontana, lì, dove nulla accade mai, lì, in mezzo a gente povera, si manifestava in una terra deserta, lei nel cuore un seme
regina della pace, guida i nostri passi verso la vita eterna. Preghiera a San Pietro Claver. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Pietro Claver, apostolo degli schiavi, tu che hai donato la tua vita per alleviare le sofferenze di coloro che erano oppressi, insegnaci ad amare senza riserve. Fa che il tuo esempio di carità ardente ci ispiri a servire i nostri fratelli e sorelle, specialmente i più bisognosi, con umiltà e dedizione. Intercedi per noi presso il Signore, affinché possiamo avere la forza di affrontare le difficoltà della vita con fede e speranza e di vedere in ogni persona il volto di Cristo. San Pietro Claver, prega per noi e aiutaci a vivere il Vangelo con il cuore aperto, pronto a servire e a portare l'amore di Dio in ogni angolo della terra. Amen. San Pietro Claver, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'angelo custode. O Santo Angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti.
O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Lì, in una terra lontana, lì, dove nulla cadeva, lì, in mezzo a gente povera, si manifestava. In una terra deserta, lei nel cuore un seme gettava, lì in cui nessuno credeva, lì la fede rifioriva.
tutti ti invocano. Oh, Regina della pace, guida i nostri passi verso la vita eterna. Gesù guardò Pietro negli occhi, con amore gli disse: tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa e lei non cadrà mai. Pietro, Pietro, roccia di Dio, tu sei la chiesa. Paolo, Paolo, voce del cielo, tu sei l'amore. Un tempo Paolo, lupo feroce, strappava i cuori ai figli del verbo, ma sulla via una luce cadde e la sua vita fu capovolta. Due uomini, un unico fuoco, due strade, un'unica croce, insieme portano Cristo nel mondo. Roccia e parola, martirio e speranza, sul loro sangue la Chiesa cammina. Pietro, Pietro, roccia di Dio, tu sei la Chiesa. Tu sei la Chiesa.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 9 settembre 2025, martedì della 23ª settimana del tempo ordinario. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci invita a meditare 2 testi di straordinaria profondità che ci aiutano a rinnovare il nostro cammino di fede. In questo martedì della 23ª settimana del tempo ordinario, la parola di Dio di oggi ci invita a fissare lo sguardo su Cristo, fondamento e pienezza della nostra vita, per imparare da Lui lo stile della preghiera e della scelta, lo stile di chi sa affidarsi totalmente al Padre. Fratelli e sorelle, in questo mondo in cui tutto sembra basato sulla fretta, sull'apparenza e sull'efficienza, la liturgia di oggi ci ricorda che il cuore della fede è rimanere radicati in Cristo e che ogni decisione autentica nasce sempre dalla preghiera. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dalla lettera ai Colossesi di San Paolo Apostolo, Paolo dice con parole forti questo: camminate in Cristo Gesù, radicati e fondati in Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Carissimi fratelli e sorelle, questo è un invito chiaro, quasi una bussola per non smarrirci. Il cristiano che non cammina seguendo il vento delle mode non si lascia trascinare dall'ansia del momento, ma fonda la sua vita su Cristo, la pietra viva, la pietra incrollabile. Vedete, San Paolo in questa prima lettura mette anche in guardia i credenti da chi cerca di ingannarli con filosofie vuote e seduzioni ingannevoli, quelle seduzioni che si basano solo sulle tradizioni umane e non su Cristo. Quante volte, fratelli e sorelle, anche noi rischiamo di cadere in queste logiche, quando mettiamo la sicurezza solo nei beni materiali, quando ci lasciamo travolgere da quelle ideologie che riducono la vita a potere, a piacere, al successo, oppure quando pensiamo che la nostra forza sia sufficiente per salvarci. Invece San Paolo in questa prima lettura di oggi ci ricorda che solo in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e che noi siamo stati riempiti di Lui.
Carissimi fratelli e sorelle, tutto questo ha un significato davvero importante, cioè non ci manca nulla se abbiamo Cristo e la nostra vita è una vera ricchezza se radicata in Lui. La nostra vittoria sul peccato e sulla morte è già stata conquistata da Gesù. Vedete, San Paolo Apostolo in questa lettura usa immagini potenti. Dice che la croce di Cristo ha spogliato i principati e le potenze e li ha resi pubblicamente prigionieri, trionfando su di loro. Vedete, il male, per quanto possa sembrare forte, non ha mai l'ultima parola su Gesù, e questa deve essere la nostra certezza, quella certezza che deve sostenere la nostra fede nei momenti di prova. Nel Vangelo secondo Luca, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo portati su un monte insieme a Gesù. L'Evangelista Luca in questa lettura di oggi racconta che Gesù passò tutta la notte pregando Dio, e se ci riflettiamo bene, questo dettaglio è davvero impressionante. Gesù, il Figlio di Dio, sente il bisogno di sostare lungamente in preghiera prima di prendere una decisione importante, quella di scegliere i 12 apostoli. In questa lettura abbiamo letto che al mattino, dopo aver vegliato davanti al Padre, chiama a sé i discepoli e ne sceglie 12, ai quali dà anche il nome di apostoli. Da quella notte di preghiera nasce la Chiesa, nasce la comunità chiamata a continuare la missione del Maestro. Carissimi fratelli e sorelle, è bella la riflessione a cui ci obbliga il Vangelo di oggi. Se Gesù ha pregato tutta la notte prima di una scelta così decisiva, quando più anche noi siamo chiamati a pregare prima delle nostre decisioni grandi e piccole. Invece tutti noi oggi siamo spesso portati a scegliere in fretta, sotto la pressione delle emozioni, delle paure, dei desideri immediati. Invece il Signore Gesù ci insegna che la vera scelta nasce dal silenzio, dall'ascolto, dalla comunione con il Padre. Vedete, pregare non è perdere tempo, è trovare la giusta direzione e non è tutto. Infatti, quando leggiamo la lettura di oggi, vediamo che dopo aver scelto i 12, Gesù scende e si mette in mezzo alla folla, fatta di gente che viene da ogni parte per ascoltarlo e per essere guarita. È bello vedere come in Lui si incontrano il cielo e la terra, la preghiera e l'azione, il silenzio e l'annuncio, l'intimità con Dio e la vicinanza agli uomini. Questo è il modello anche per noi cristiani, perché non possiamo vivere solo di preghiera chiusa in se stessa. Non possiamo vivere una fede solitaria, non possiamo vivere isolati dagli altri, perché tutto questo può consumarci. Noi tutti come cristiani, come comunità cristiana, dobbiamo unire contemplazione e servizio, amore e unità, gioia e fraternità, per seguire quel Dio che ci ama e che ci chiede anche di essere prossimo degli altri. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci lascia 2 riflessioni davvero importanti. La prima è quella di essere saldi in Cristo, a non lasciarci trascinare dalle dottrine e dalle logiche mondane che svuotano la fede. Invece la seconda è l'esempio di Gesù che passa la notte in preghiera, ricordandoci che senza l'ascolto di Dio le nostre scelte rischiano di essere fragili e superficiali. Allora oggi, in questo martedì della 23ª settimana del tempo ordinario, guardiamo a Gesù, guardiamo a Lui che ci chiama a essere discepoli e missionari, discepoli radicati nel suo amore e pronti a portare la sua luce nel mondo.
Allora, fratelli e sorelle, oggi chiediamo al Signore di donarci una fede solida, capace di resistere alle prove e soprattutto di donarci una vita di preghiera che illumini ogni nostra decisione. Chiediamo a Gesù di insegnarci il segreto di un cuore che sa stare con il Padre, così che la nostra vita diventi un annuncio vivo del Vangelo e come gli Apostoli anche noi possiamo diventare strumenti di pace e di speranza per chi incontriamo. Ancora una volta, fratelli e sorelle, vi invito a pregare per il mio viaggio in Calabria. Pregate per me affinché sia guidato sempre dal Signore Gesù e dalla Santissima Vergine Madre Maria. Adesso, fratelli e sorelle, tutti insieme preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 9 settembre 2025, martedì della 23ª settimana del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione,